Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 23 luglio. Non ci risulterebbero interventi di sistemazione sull'imbarcadero sul lato sud del bacino dell'Usenso all'altezza delle scuole, ma come tutti gli anni i ragazzini, in barba ai divieti, alla pericolosità palese e alla faccia di tutti coloro che dicono non salirci, non solo ci salgono ma si tuffano anche in acqua. Bellissimo se non fosse che là a 1 metro sfrecciano barchini condotti da altri ragazzini a tutta velocità, in barba ai limiti e alle regole. Si tuffano a dire il vero anche dal lato dove scendono in acqua le canoe e anche là i barchini volano. Cosa si fa quindi? Il posto è impestato di telecamere che si dà per certo siano funzionanti. Perché non controllare la zona e cercare di limitare questi comportamenti imprudenti che possono avere conseguenze? Si spera sempre che non capiti nulla e siamo certi che non capiterà mai nulla, ma talvolta le cose non finiscono come si vorrebbe. Sapere che c'è chi usa l'imbarcadero, come mostrano i video che stiamo passando, utilizzo, ricordiamo, vietato, e non prendere provvedimenti significa, per chi ne ha la competenza, prendersi responsabilità che possono essere pesanti nel caso infausto in cui qualcosa dovesse accadere. Io magari portare quella nera. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ieri sera la nave cargo Ro-Ro Mini-Star, lunga 106 metri, alta quasi 20, è uscita dal porto di Chioggia, ovviamente con il pilota a bordo come prassi, come prevedono le normative, ma senza bisogno di essere rimorchiata. Infatti ci è stato spiegato che essendo dotata di eliche sia a poppa che a prua, la Mini-Star, nave cargo Ro-Ro, può navigare autonomamente senza il supporto di rimorchiatori. In effetti la nave, abbiamo visto più volte navi uscire per il canale lombardo esterno e era evidente che era una navigazione molto più sicura, molto più precisa. La nave che batte bandiera di St. Kitts e Nevis, almeno quanto abbiamo ripreso dal sito Marine Traffic, ha un pescaggio di 5,6 metri ed era arrivata dalla Spagna trasportando tubi per il gas destinati all'Italia. Dopo aver scaricato il carico è uscita dal porto attraversando il canale lombardo esterno. Durante la navigazione la Mini-Star ha mantenuto una rotta sicura e stabile, dimostrando l'efficacia del suo sistema di propulsione. Nell'uscire in mare c'erano 3 membri dell'equipaggio che hanno salutato calorosamente mentre venivano ripresi con sorrisi e gesti amichevoli. Da quello che abbiamo potuto sapere, l'equipaggio della Mini-Star è composto da nazionalità miste, tra cui alcuni greci. Questa uscita in mare senza l'ausilio di rimorchi ci ha un po' stupito perché non abbiamo mai notato navi che uscivano senza rimorchiatori ed l'eleganza e la versatilità con cui queste navi cargo Ro-Ro sono in grado di manovrare con sicurezza e precisione ci hanno onestamente colpiti abbastanza.
Venezia. Ieri mattina al Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto si è tenuto l'incontro. Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, parti sociali, ANCI Veneto, UPI Veneto, Banca d'Italia, Union Camere del Veneto e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali del Veneto per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'incontro, convocato dal segretario generale della programmazione Maurizio Gasparin, ha visto la partecipazione dell'assessore al territorio, cultura e sicurezza Cristiano Corazzari insieme ai membri della cabina di regia, tra cui il consigliere regionale Roberto Bett, Silvia Zangirolami della segreteria generale della programmazione e Pierluigi Granata dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La cabina di regia della nostra regione ha effettuato una ricognizione delle iniziative in corso e programmate per prevenire, contrastare e monitorare il fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa, condividendo gli interventi per portarli alla conoscenza di tutti, ha dichiarato l'assessore Corazzari. Ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare e vigilare, unendosi al lavoro di magistrati, forze dell'ordine e istituzioni, per non concedere spazio alle organizzazioni criminali. Unire le forze significa creare condizioni affinché due modelli di economia, legale e illegale, non si intreccino, originando quella che è chiamata zona grigia, ha concluso l'assessore Corazzari, evidenziando il coinvolgimento attivo delle associazioni degli ordini professionali, dei sindacati, degli enti pubblici e delle scuole in questa azione di contrasto. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Il verde pubblico, capitolo al quale sono stati sottratti fondi, può donare un ambiente bellezza o può denunciare degrado. La situazione che appare ai nostri occhi guardando i marciapiedi di Borgo San Giovanni fanno prevalere la seconda tesi. I marciapiedi sono letteralmente invasi dalle erbacce, soprattutto attorno ai bidoni, ai pali della luce, agli altri arredi, dove le persone non passano e dove quindi l'erba può crescere indisturbata. Troppo indisturbata. Ci sono tratte di marciapiede in cui l'erba raggiunge il mezzo metro. Per essere corretti, ammettiamo che spesso nelle proprietà private l'erbaccia cresce con molto più vigore e sono molti i condomini che non provvedono a fare pulizia nelle proprie pertinenze, ma ciò non giustifica un degrado diffuso e la trascuratezza che ora vediamo lungo tutto il borgo. Non solo sulla strada, ma anche sul lungo Lusenzo, dove i tamerici, penso i più belli che abbiamo nel territorio, crescono invadendo i marciapiedi, ostacolando i pedoni che sono costretti a scendere sulla ciclabile, dove rischiano di essere tirati sotto da qualche bicicletta che spesso corre più di un ciao truccato di altri tempi, pedoni che spesso accompagnano carrozzine di qualsiasi tipologia. Qui serve urgentemente un intervento di potatura dei tamerici sul lato Lusenzo e di pulizia del verde indesiderato sul lato strada. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. I gatti all'ingrasso della colonia felina che si trova ai piedi della De Conti sono molto amati. Ci sono persone, le abbiamo viste, che se li coccolano tra parole dolci, carezze e bustine di cibo. I gatti, è logico, se la godono, ma perché all'ingrasso? Sono i gatti di tutti, in tanti li amano e in tanti portano loro cibo e i gatti mangiano, meno si muovono e più ingrassano. Non fa bene neppure ai gatti mangiare troppo, essere pesanti li affatica.
Ma portare cibo ai gatti, lo diciamo sempre, implica che vengano cibati anche altri animali. Si tratta di topi, di gabbiani, di colombi, di mosche, tutta una fauna che non vogliamo invada i luoghi che frequentiamo, ma è ciò che sta accadendo. Per dare cibo ai gatti ci sono le persone autorizzate che sanno come gestire il tutto e non lasciano piatti pieni e sporchi ovunque tra le siepi, in modo che vengano alimentati anche altri animali che possono costituire un problema per l'uomo. Servono sempre volontari a chi si occupa di animali, anche per portare cibo. Volete farlo? Fatelo con consapevolezza, chiedete alle associazioni come contribuire per dare una mano ad accudire i gatti delle colonie. Siamo certi che vi accoglieranno a braccia aperte. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 23 luglio, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere le prenotazioni per i testi scolastici. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo l'app Chioggia Azzurra e il canale YouTube Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.